Speca e iniziamo subito con un canestro della Mare Pronto San Basket ad opera di Cecchini. Primi 2 punti per la San Basket questa sera ospita la Sici Roseto. Passiamo subito e c'è subito il contropiede ancora di Cecchini e sono altri 2 punti. Parte alla grande la Mare Pronto San Basket, comunque sul parquet Arrigoni, Cecchini, Paleari, Bonazzi e Zorzi. Risponde per la Sici Roseto Palermo, Aureli, l'ex di turno Sirena, Santini e Pettinari. È Santini il play per la Guardia Sirena. Poi va alla conclusione ancora la Sici, ma sbaglia. Riparte Cecchini per Bonazzi, altri 2 punti. Una grande partenza della Mare Pronto San Basket, 6-0 dopo circa 1 minuto e 20 secondi di gioco. I direttori dell'incontro sono Fioretti di Cremona e Giorgetti di Milano, pubblico delle grandi occasioni. Abbiamo questa sera a fianco Marco Mignini, ragazzo che gioca nella Mare Pronto San Basket. Marco, grazie di essere con noi e subito un commento con questa grande partenza della tua squadra. Allora, sono contentissimo prima cosa del pubblico. La squadra è caricata al massimo perché sa che è la partita, una delle partite più importanti del campionato e sta dando il massimo come ci si aspettava. Ok, siamo concordi con Marco. Adesso manovra il play Arrigoni per Cecchini, schierati insieme all'inizio Cecchini ed Arrigoni, Bonazzi per Bobo Paleari che tiene un importante pallone, poi Bonazzi ancora servito Zorzi e c'è il primo fallo fischiato a Marco Aureli. Primo fallo dell'ex Marco Aureli e c'è la rimessa in favore della Mare Pronto San Basket con Ottavio Bonazzi. Diego Arrigoni, 6-0 dopo 2 minuti di gioco. Enrico Zorzi, Giorgio Cecchini, penetrazione e altri 2 punti. Grande ancora Giorgio Cecchini. Riparte Palermo, l'ala della Sici Roseto che si trova a -8 dopo 2 minuti. Ancora un tiro sbagliato, c'è questa grande giocata per Giorgio Cecchini e ancora Giorgio Cecchini. 8 punti di Giorgio Cecchini in questi primi 3 minuti di gioco. Marco, scusami se ancora ti tolgo questo spettacolo, ma è tutto preparato questa tattica perentoria con queste giocate in contropiede di Giorgio Cecchini? No, non è preparato niente, è solo la grinta dei giocatori che riesce a far schizzare Giorgio in contropiede. A Romano. C'è ancora un canestro fallito, poi è Palermo che va ai 2 punti. 10-2 dopo 3 minuti di gioco. Arrigoni, Bonazzi, Cecchini, ancora Bonazzi, Bonacchi al tiro da 3, sbaglia, riconquistato il rimbalzo da Aureli che prova la penetrazione e c'è il fallo fischiato a Diego Arrigoni, primo fallo di Diego Arrigoni sull'azione dell'ex Marco Aureli. Ancora la Sici Roseto con il play Santini, va ancora in elevazione, poi ancora Aureli che lotta e c'è il fallo fischiato, fallo di Zorzi, primo fallo di Zorzi e pronto dalla lunetta ancora Aureli. Primi 2 tiri liberi, a segno il primo, sbagliato anche il secondo. Sentite il pubblico abruzzese, accorso numeroso qui al Palasport, vista la vicinanza che intercede fra San Benedetto e Roseto.
Ancora Zorzi che può andare al tiro da 3, è sbagliato, riesce ancora il Roseto a venire fuori con il play Santini. Poi in palleggio la guardia Sirena, ancora Sirena, Palermo, pivot Pettinari, poi c'è il tiro di Sirena, è dimezzato lo svantaggio, 10-5 per la Mare Pronto dopo 4 minuti e 40 giocati nella prima frazione di gioco. Ancora in palleggio Arrigoni, ancora Arrigoni, Arrigoni che richiama lo schema della squadra, poi Arrigoni che va al tiro dalla grande distanza. E c'è il fallo, primo fallo fischiato al play Santini sulla conclusione della grande distanza di Diego Arrigoni. Torna il vantaggio su una certa insicurezza, 13-5, adesso è ancora Bobo Paleari, primi 2 punti di Bobo Paleari, riparte il Roseto, Sirena, sbagliano sotto canestro, riconquista ancora Santini e c'è il fallo fischiato ancora una volta a Diego Arrigoni. C'è una rettifica sul tabellone, tolto un punto, ecco esatto, sono stati segnati 3 punti a favore della San Basket, pertanto il risultato è di 15-5 in favore della Mare Pronto San Basket. Parlottano i 2 direttori di gara, ripetiamo Fioretti e Giorgetti, entrambi lombardi. Marco, scusa, ma c'è stato questo, cioè non si sono intesi i 2 arbitri, per quale motivo? No, secondo te? Tavolo secondo me che non ha capito, perché l'arbitro aveva segnato il tiro da 3 valido con rimessa affidata alla nostra squadra, è stato segnato un nuovo canestro, quindi sono 5 punti e non 2. Quindi sul 15-5 per la Mare Pronto, ancora la Sici Roseto e Pettinari, il pivot che va e c'è la grande giocata di Bobo Paleari che toglie letteralmente dal canestro la sfera. 5 minuti di gioco, ancora 15-5. Ancora Aureli, Sirena da sotto e ancora al fallo Bobo Paleari, ancora un fallo, primo fallo di Bobo Paleari. Dalla lunetta è pronto la guardia Sirena, a segno il primo, a segno anche il secondo. 4 di personale per Sirena. Bonazzi, sbaglia Bonazzi, riconquistano ancora i biancocelesti di mister Rubino. Ancora Sirena per Aureli, di fronte a Zorzi che lo stoppa al momento della penetrazione sotto rete. C'è rimessa in favore della Sici Roseto, 15-7 dopo 6 minuti giocati nella prima frazione di gioco. Il play Santini, Sirena, ancora Santini, Sirena, Aureli in sospensione, riconquistano, poi ancora Aureli che sul rimbalzo è favorito, poi va alla conclusione Palermo e c'è il fallo fischiato a Pettinari in attacco, primo fallo del pivot Pettinari. C'è rimessa per la Mare Pronto San Basket, in palleggio Diego Arrigoni. Marco, questi primi 5 minuti della Mare Pronto. Allora, siamo partiti benissimo, sia in attacco che in difesa, e il Roseto ha capito ben poco all'inizio, però stiamo concedendo troppi rimbalzi forse in attacco. Ancora Sirena, ancora Paleari, c'è fortuna per la Sici Roseto,
sul rimbalzo sul ferro, pallone che termina Aureli, adesso manovra ancora il play Santini. Comunque sempre 10 punti di vantaggio per la Mare Pronto dopo 6 minuti giocati, 17-7, tiro bomba di Santini realizzato, e sentite il tifo abruzzese che si è accalcato di fronte alla nostra postazione. Ancora Cecchini, Bonazzi per Paleari, c'è il fastidio in conclusione di Santini non visto dall'arbitro, pertanto c'è rimessa in favore della Sici Roseto. In palleggio Santini, 17-10, 7 minuti giocati nella prima frazione di gioco. Ancora, e c'è Zorzi che riconquista questo importante risbalzo. Riparte Cecchini che perde palla e passo, stoppato da Santini. Sfuma questa occasione in favore della Mare Pronto San Basket, c'è rimessa in favore della Sici Roseto. Ancora il play Santini, poi va Pettinari alla conclusione, si scontra anche con Cecchini, portato a 5 lunghezze lo svantaggio della Sici Roseto. Arrigoni, Paleari, ancora Arrigoni, Paleari al tiro da 3, sbagliato, troppo corto, riconquista il rimbalzo la squadra abruzzese. C'è questo perentorio ritorno della Sici Roseto dopo il vantaggio di 10 punti nella parte iniziale. Ancora il canestro da parte di Sirena. Tre punti, 3 lunghezze di vantaggio in favore della Mare Pronto San Basket, 17-14, 8 minuti giocati. Chiama lo schema il play Santini. Aureli di fronte a Zorzi, Aureli ancora riconquistato il rimbalzo da Pettinari, ancora Pettinari che va comodamente a canestro. 4 punti di Pettinari e c'è un solo punto di vantaggio in favore della Mare Pronto. Hanno recuperato ben 9 punti in neanche 2 minuti. Diego Arrigoni, Zorzi, ancora Zorzi, esce la palla dal canestro, buon gioco per la Sici Roseto, si infiamma il pubblico. Marco Aureli, Santini, Sirena, ancora Santini, ancora il pivot Pettinari, non riesce a girarsi e c'è infrazione di passi. Ancora riparte Cecchini, riconquista il rimbalzo a Zorzi e c'è il fallo di Palermo, primo fallo dell'ala Palermo. Si sta scaldando a bordo campo Roberto Tortolini, è pronto dalla lunetta Enrico Zorzi. Come puoi dedurre, Marco, questo perentorio ritorno della Sici Roseto? C'era da aspettarselo che era una partita così infuocata. C'è molto pubblico di Roseto che contribuisce a fare ad animare l'incontro. Comunque Roseto è una formazione ad altissimo livello, noi ci stiamo comportando bene e c'era da aspettarsela una partita così combattuta. Sbaglia il secondo tiro libero Enrico Zorzi, riparte ancora il play Santini. 18-16, incontro che si preannuncia veramente vibrante. Il play Santini, ancora Santini al tiro da 3, esce il tiro di Santini ma è riconquistato. Il rimbalzo da Palermo, manovra Aureli, ancora Santini, Aureli, sbagliano in conclusione Aureli e Pettinari e c'è rimessa in favore della Mare Pronto. In palleggio Arrigoni, fallo di Aureli, secondo fallo di Marco Aureli
su Enrico Zorzi. E c'è il time out chiesto da mister Romano, primo time out dopo 10 minuti di gioco, e abbiamo sotto la nostra postazione due amici colleghi, Vittorio Bellagamba e Betto Marinaggi, ai quali chiedo un commento su questi primi 10 minuti. Vittorio. Beh, la partita non sta tradendo per nulla le attese, è una partita molto combattuta, la Mare Pronto fino adesso sta reggendo molto bene il confronto e speriamo bene per il proseguo della partita. Betto, dopo 10 lunghezze di vantaggio per la Mare Pronto è stato questo perentorio ritorno della Sigiro Roseto, come lo spieghi? Ma secondo me c'è stato un po' di fretta nel tirare da parte nostra e ottimi rimbalzi conquistati dal Roseto. Per il resto le squadre si equivalgano, ma penso che la Mare Pronto può fare solo l'incontro. Riprende il gioco dopo il time out chiesto da mister Romano. Alla rimessa Ottavio Bonazzi, c'è ferrea marcatura da parte di entrambe le squadre. Bobbo Paleari, e va Bobbo Paleari, ancora 4 di personale, e c'è fallo di sfondamento da parte di Palermo. Adesso c'è il primo cambio, entra Roberto Tortolini, esce Bobbo Paleari. Questo per dare più consistenza da parte del coach romano sotto canestro alla Mare Pronto. Arrigoni che prova la penetrazione, ancora Arrigoni in sospensione, sbagliato il tiro, conquistano il rimbalzo gli abruzzesi. Aureli per Palermo, e c'è il fallo fischiato a Bonazzi, primo fallo. 20-16 in favore della Mare Pronto dopo 10 minuti della privazione di gioco. Ancora in palleggio Sirena, ha di fronte Cecchini, Pettinari, ancora Sirena, poi sbaglia il tocco conclusivo e c'è rimessa per la Mare Pronto. Arrigoni, Bonazzi, ancora Bonazzi, Arrigoni, Cecchini al tiro da 3 e grande tiro bomba di Giorgio Cecchini che incrementa 12 di personale da parte di Giorgio Cecchini. Ancora imbeccato molto bene Sirena sotto canestro, 23-18. Non si intendono Zorzi e Cecchini, favoriscono la rimessa per la Sici Roseto. Incontro altamente spettacolare, come diceva Marco Mignini, anche per la presenza di molti fans della Sici Roseto che logicamente infiammano il Palasport Bernardo Spega. Ancora Marco Aureli, riconquista Enrico Zorzi, Ottavio Bonazzi, Arrigoni al tiro da 3, riconquista Enrico Zorzi, un importante rimbalzo, va alla conclusione. Quinto personale di Enrico Zorzi, 25-18, tornano a 7 le lunghezze di vantaggio della Mare Pronto. Santini, ancora Santini, Pettinari, prova il tiro personale Pettinari, ma sulla buona guardia di Ottavio Bonazzi il pallone termina al di là della linea bianca. Ancora Diego Arrigoni, Enrico Zorzi, Roberto Tortolini che sbaglia, tiro facilissimo da sotto canestro, e poi c'è il tiro dalla grande distanza di Santini e sul rimbalzo c'è l'ultimo tocco di Roberto Tortolini. È pronto per entrare Gianni Nicas. Entra Battistoni, l'altra guardia, esce Sirena, e per la Mare Pronto esce Bonazzi, entra Gianni Nicas.
Aureli, ancora Santini, Palermo Palermo che va a realizzare. Pronto la lunetta Palermo, è buono il tiro di Palermo. Diego Arrigoni, 8 minuti da giocare, la prima versione di gioco. Zorzi, Gianni Nicas, e viene fischiato il fallo di sfondamento a Gianni Nicas. Secondo fallo di Nicas. Risultato di 25-21, sempre in vantaggio per la Mare Pronto. In palleggio Santini, Aureli, Battistoni, ancora Battistoni e poi Gianni Nicas che riconquista un rimbalzo. Servizio per Cecchini, Tortolini, a segno il tiro di Tortolini, e c'è il secondo fallo di Palermo sul tiro di Tortolini. C'è rimessa in favore della Mare Pronto. Cecchini, Zorzi, ancora Cecchini per Tortolini, e Tortolini va a realizzare i primi 2 punti personali. 27-21, 7 minuti da giocare la prima frazione di gioco. Bettinari, fallo di Battistoni in attacco su Gianni Nicas, primo fallo. Ancora Diego Arrigoni, Nicas, Cecchini al tiro da 3 e c'è una grande realizzazione di Giorgio Cecchini, 15 punti di personale. Ancora Santini stoppato da Zorzi e c'è fallo di Enrico Zorzi, terzo fallo di Enrico Zorzi. Situazione falli che si fa un po' preoccupante. Adesso richiamato in panchina Zorzi e Arrigoni, rientrano Paleari e Ottavio Bonazzi. E c'è il tiro di Santini, esce Santini, entra Jordan, l'altro play. Cecchini, Paleari, Cecchini, Bonazzi, Gianni Nicas in sospensione e c'è un grande canestro, primi 2 punti di Gianni Nicas. 32-22, ancora vantaggio di 10 lunghezze in favore della Mare Pronto. In palleggio Jordan, Palermo, Battistoni, ancora Jordan, 6 minuti da giocare nella prima frazione di gioco. Ancora Jordan, Aureli, Battistoni al tiro da 3, riconquista il rimbalzo Bonazzi, e c'è il fallo di Battistoni, secondo personale. Si è un po' infiammato il pubblico, i fans abruzzesi che sono appostati dietro la panchina della Mare Pronto. In lunetta è pronto Ottavio Bonazzi per i 2 tiri liberi.
Sbagliato il primo. Sbagliato anche il secondo. Riparte Battistoni. Aureli. Battistoni. Ancora Battistoni. E Cecchini che riconquista un grandissimo pallone e va alla realizzazione. Ancora una grande giocata di Giorgio Cecchini. 34-22, massimo vantaggio, 12 punti. Ancora Pettinari. Fallo di Pettinari, fallo di sfondamento di Pettinari, secondo fallo personale. Giorgio Cecchini in palleggio. Bobo Paleari, ancora Gianni Nicas. Bonazzi e c'è fallo fischiato ancora a Pettinari. Terzo fallo. In lunetta ancora è pronto Bonazzi per i 2 tiri liberi. 5 minuti ancora da giocare nel primo tempo con il massimo vantaggio di 34-22. C'è ancora un errore di Ottavio Bonazzi, nonostante gli errori applauditissimo. Sbagliato anche quest'altro tiro libero. Aureli, Jordan al tiro da 3. Riconquista il rimbalzo Bonazzi e c'è fallo di Bonazzi su Palermo. Secondo fallo di Ottavio Bonazzi. Terzo fallo. Cambio ancora chiesto da Romano, rientra Diego Rigoni, esce Ottavio Bonazzi. È uscito Aureli, è rientrato Sirena. Palermo in lunetta, riconquista Bobo Paleari il rimbalzo, può ripartire Diego Rigoni, sempre 34-22, 4:40 da giocare. Roberto Tortolini, ancora Diego Rigoni in palleggio. Giorgio Cecchini per Bobo Paleari, ancora Paleari e fischiata infrazione di passi a Bobo Paleari sugli attacchi di 3 avversari e c'è il time out chiesta da Enzo Romano sul risultato di 34-22, 4 minuti ancora da giocare il primo tempo. Sentiamo ancora Marco Mignini. Dopo un po' di tentennamenti siamo tornati sul massimo vantaggio di 12 punti. Marco, che cosa ne pensi? Sì, siamo in vantaggio, però si potrebbe fare un po' di più perché stiamo concedendo secondo me un po' troppi rimbalzi in attacco e perdiamo un po' di palle in attacco. Un'altra cosa preoccupante è la situazione di falli, che vede Bonazzi con 3 falli e Zorzi lo stesso, quindi è un po' preoccupante. Comunque se continuiamo così andiamo abbastanza bene. Comunque ecco, di questo caldissimo tifo del Roseto che ha ostacolato non poco la panchina della Mare Pronto, cosa ne pensi? Sembra quasi di giocare fuori casa, questo non è tanto bello perché si dovrebbe dare di più da fare al pubblico nostro. Loro fanno il loro dovere e noi dovremmo fare un po' più confusione di loro. Comunque si sa che gli abruzzesi sono un po', si scaldano facilmente. Riparte ancora il play Jordan. Sirena alla conclusione, riconquista il rimbalzo Tortolini. Paleari, Diego Rigoni, ancora Tortolini e c'è il fallo fischiato a Roberto Tortolini, primo fallo.
in lunetta è pronto per l'1+1 Battistoni. Riconquista ancora il ribalzo Paleari, riparte Cecchini per Nikas e c'è ancora un grande canestro su una grandissima giocata di Giorgio Cecchini. Bettinari, Sirena, ancora servito Bettinari sotto canestro, poi riconquista il rimbalzo Palermo e altri 2 punti per l'ala Palermo. 36-24, sempre 12 punti di vantaggio per la Mare Pronto. Nikas, Arrigoni, ancora Arrigoni, Cecchini e c'è il fallo di Battistoni, terzo fallo. Situazione falli vede per la Mare Pronto Zorzi e Bonazzi a 3 e per la Sici Roseto Battistoni e Pettinari, sempre con 3 falli. È pronta la lunetta Giorgio Cecchini. A segno il primo. A segno anche il secondo. (18 punti di personale di Giorgio Cecchini). Adesso è Jordan in palleggio. Battistoni, ancora Palermo che va in sospensione, riconquista Nikas, poi esce molto bene Diego Arrigoni. 2:50 alla conclusione della prima frazione di gioco. Ancora Arrigoni. Fallo di Jordan, primo fallo personale del play di colore Jordan. Esce Battistoni, rientra Santini. L'altro play della formazione abruzzese. La lunetta è pronto Diego Arrigoni per l'1+1. A segno il primo. A segno anche il secondo. 5 di personale di Diego Arrigoni. 40-24, massimo vantaggio, 16 punti per la Mare Pronto. Sirena, Jordan, Santini, ancora Sirena, Jordan, Santini in penetrazione, Sirena. 2 punti per Sirena. Riparte Cecchini. 2 minuti e 10 da giocare la preparazione di gioco. 40-26. Nikas. Tortolini. C'è ancora lotta furibonda sotto canestro e c'è il fallo. Terzo fallo dell'ala Palermo sulla conclusione di Nikas. Nikas è pronto in lunetta per i 2 tiri liberi. Ancora 1:50 da giocare la preparazione di gioco. A segno il primo. A segno anche il secondo. Sesto il personale di Nikas. Bettinari, Santini, Sirena che va alla conclusione, sbagliata, riparte Paleari, Cecchini. 1:30 ancora da giocare. Arrigoni, applauditissimi i rossoblù. Cecchini, ancora Cecchini per Gianni Nikas, riconquistato ancora il rimbalzo da Nikas e c'è la grande conclusione ancora di Gianni Nikas.
Ottavo punto personale di Nigas. 44-26. C'è il time out chiesto da Giovanni Rubino della Sigi Roseto. 44-26. Marco, se non vado errato è il massimo vantaggio, 18 punti. Sì, è il massimo vantaggio, però ce lo siamo meritati perché stiamo giocando bene e il Roseto, anche se è una grande squadra, cerca di infastidirci, però non ce la fa. Forse ecco, il Nigas è entrato al momento opportuno sul parquet. Sì, appena entrato ha fatto 2 falli che non è che mi hanno convinto tanto, però adesso si sta dimostrando il giocatore che è. 1 minuto e 10 da giocare nella prima frazione di gioco, 44-26 per la Mare Pronto, con un grande Giorgio Cecchini alla realizzazione personale. Riparte Jordan per la Sigi Roseto. Santini. Ancora Jordan, Santini. Jordan, Pettinari. Va Pettinari alla conclusione. Canestro di Pettinari e c'è il secondo fallo di Bobo Paleari. Ancora un tiro a disposizione di Pettinari. Assegno ancora, settimo punto personale di Pettinari. Cecchini. 40 secondi alla conclusione del primo tempo, ancora Cecchini in palleggio. Cecchini non riesce ad evitare l'intervento di Jordan. 30 secondi, ancora Jordan. Santini. Sirena. Aureli. Sirena, Jordan, Santini. Ancora Jordan. Sirena al tiro da 3. Sbagliato, riconquista Cecchini, riparte velocissimo Giorgio Cecchini. Nigas. E ancora un grande canestro di Gianni Nigas e c'è la conclusione. Primo tempo 46-29 per una grandissima Mare Pronto San Basket, osannata dal numerosissimo pubblico presente quest'oggi al Palasport. Prima di chiudere un commentino breve da parte di Marco Mignini. Allora, è stato un bellissimo primo tempo fin dall'inizio, ci siamo portati subito in vantaggio, poi c'è stata una lieve digressione ma ci siamo subito ripresi e siamo andati al massimo. E con il parziale di 46-29 ci congediamo momentaneamente, ci risentiamo dopo un flash pubblicitario, grazie. Nuovamente collegati con il Palasport Bernardo Spega per questo secondo tempo di Mare Pronto San Basket Sigi Roseto, pronti per il salto Tortolini e Pettinari conquistato dalla Sigi Roseto. Risultato del primo tempo 46-29 in favore della Mare Pronto San Basket, con un grande Giorgio Cecchini che ha realizzato i 18 punti di personale. Adesso sicuramente ci sarà la reazione da parte della Sigi Roseto in questo secondo tempo. Aureli alla conclusione realizza i primi 2 punti di questo secondo tempo, 46-31. Marco, tu pensi che la Sigi Roseto, ben tenuta da mister Rubino, cambi qualcosa come assetto in squadra? Se cambia non lo so, perché bisogna vedere le scelte dell'allenatore. Comunque, essendo una squadra di grande portata, darà sicuramente il massimo per recuperare e speriamo che noi continuiamo sulla strada del primo tempo, così gli possiamo dare una giusta posizione. Ancora Giorgio Cecchini che va a realizzare i primi 2 punti dalla ripresa e 20° punto personale della guardia Giorgio Cecchini. Ancora Santini. Palermo dalla grande distanza e c'è il fallo di Aureli, terzo fallo dell'ex rossoblu, terzo fallo diciamo ex rossoblu in quanto
Marco Aureli ha giocato con la formazione sambenettese con lo sponsor Ciao Ciao Basket. Ancora in palleggio Diego Arrigoni, Cecchini, ancora Cecchini, Gianni Nicas, sbagliato il tiro di Gianni Nicas, rimane il risultato di 48-31, giocati 2 minuti della ripresa. Ancora Aureli alla conclusione, riconquista il rimbalzo la Sigi Roseto, Palermo, ancora Aureli alla conclusione, ancora riconquistano i biancocelesti abruzzesi e c'è ancora una conclusione errata. Riparte Diego Arrigoni per Cecchini, è Nicas che riconquista il rimbalzo, ancora Nicas, Santini in palleggio, 50-31. Battistoni, Santini, Palermo, ancora Santini al tiro da 3, ancora sbagliato, riconquista Paleari per Arrigoni, Cecchini, Paleari, corto il tiro, riconquista Tortolini e c'è il fallo di sfondamento fischiato a Roberto Tortolini, secondo fallo personale. Fallo in attacco di Roberto Tortolini, secondo fallo personale, e c'è rimessa in favore della Sigi Roseto, sempre sul risultato di 50-31, 3 minuti giocati nella ripresa. Palermo, Battistoni, Santini, Palermo, Pettinari, ancora Pettinari stoppato, Pettinari che perde palla per il fallo di Bobo Paleari, terzo fallo di Paleari. Rimessa per la Sigi Roseto, Palermo, Santini, servito Pettinari, ancora Pettinari, e c'è il terzo fallo anche di Roberto Tortolini. Ancora un tiro dalla lunetta per Pettinari, 50-33. Realizza anche il tiro libero, 10 punti di Pettinari. Gianni Nicas, Arrigoni richiama lo schema, Tortolini, Cecchini, Tortolini, e Tortolini va a realizzare i primi 2 punti della ripresa personali, 52-34. Battistoni in sospensione, corto il tiro, riconquistato da Arrigoni e c'è il fallo di Battistoni, quarto fallo della guardia rosetana. E c'è il time out no, c'è solo il cambio, entra Fanna, altro pivot al posto di Pettinari. In palleggio Arrigoni, c'è il fallo di piede di Santini, rimessa di Arrigoni, Cecchini, Paleari, ancora Nicas, sfortunato il tiro di Gianni Nicas, riparte Santini per Battistoni, stoppato ancora il tiro da Bobo Paleari, il tiro del nuovo entrato Fanna. Ancora una grande giocata di Bobo Paleari con le sue 38 primavere, 13 stagioni in Serie A. Arrigoni, Nicas,
3 secondi fischiati a Paleari. Rientra Sirena, esce Battistoni. Risultato sempre di 52-34 dopo 5 minuti giocati nella ripresa. Palermo. Sirena. Aureli. Aureli alla conclusione. Quinto personale di Aureli. Arrigoni. Pronto per il rientro Enrico Zorzi. Arrigoni. Paleari. E ancora un grande canestro di Bobo Paleari. Primi 2 punti della ripresa anche per lui. Palermo. Sirena. Santini. Santini al tiro da 3. Secondo tiro da 3 di Santini realizzato. 54-39. 6 minuti giocati nella ripresa. Tortolini, Cecchini. Cecchini al tiro da 3. Sbagliato. E c'è il fallo fischiato a Giorgio Cecchini. Primo fallo. Esce Tortolini, rientra Zorzi. Quintetto mare pronto, Paleari, Zorzi, Nicas, Cecchini, Arrigoni. Santini in palleggio, Sirena. Aureli. Santini. Ancora Santini. Sirena. E c'è il recupero di Fanna, primi 2 punti personali del pivot abruzzese. Arrigoni, 54-41, diminuisce il vantaggio della Mare Pronto. In palleggio ancora Arrigoni. Cecchini. Cecchini alla conclusione, riconquistano il rimbalzo gli abruzzesi. Santini che si invola e Santini che va alla realizzazione. 9 punti personali di Santini. 54-34. 11 punti di vantaggio della Mare Pronto. Zorzi. Arrigoni. E c'è il fallo di Palermo. Quarto fallo di Palermo. Cambio Mare Pronto, rientra Ottavio Bonazzi, esce Giorgio Cecchini. Bonazzi, Nicas. Tiro corto. Riparte Sirena. Sirena ancora a canestro. Grande ritorno della Sigi Roseto. 54-45, 9 lunghezze di vantaggio per la formazione rosso-blu. Diego Arrigoni, Bonazzi, Paleari. Paleari, sfortunato anche Bobo Paleari. Santini, momento favorevole per la Sigi Roseto. Aureli, Santini al tiro da 3. Sbagliato, riparte Bonazzi, Arrigoni. Nicas. E c'è ancora la grande conclusione di Gianni Nicas. E c'è il quinto fallo di Palermo. Esce dal parquet l'ala Palermo e rientra Battistoni sul parquet. 56-45, ancora Nicas.
57-45, 12 punti di vantaggio per la Mare Pronto, da giocare 9 minuti, 11 minuti e 50 nella ripresa. Santini, Battistoni al tiro da 3, sbagliato, riconquistato da Bovo Paleari. Arrigoni, Bonazzi, Zorzi, quarto fallo di Aureli, pronto in lunetta Enrico Zorzi. Pubblico delle grandi occasioni questa sera qui al Palasport, Bernardo Speca. Zorzi ancora, 58-45. Riconquista Nigas, Zorzi, Arrigoni, Bovo Paleari, giocata sfortunata per la Mare Pronto. Sul rimbalzo non è riuscito Gianni Nigas a riconquistare la sfera. Esce Battistoni, entra per la prima volta il numero 9, la guardia Verrigni. Santini in palleggio, eccolo pronto servito Verrigni, e c'è il rimbalzo riconquistato da Nigas. Arrigoni in sospensione, c'è la grande realizzazione di Arrigoni. (60-45), tornate a 15 le lunghezze di vantaggio della Mare Pronto. Ancora 11 da giocare nella ripresa, in palleggio Santini. Sirena, Fanna, stoppato ancora alla grande da Bovo Paleari. Arrigoni, Gianni Nigas, Bonazzi, Nigas, ancora una grande Mare Pronto, applauditissima dal pubblico del Palasport. Nigas al tiro da 3, lungo, riconquistato il rimbalzo da Paleari. Bonazzi, Zorzi, fallo di Fanna, primo fallo. Rimessa per Arrigoni. Paleari, Bonazzi, ancora Bonazzi al tiro da 3, riconquista Paleari, c'era il rimbalzo di Paleari, richiamato Fanna da mister Rubino, rientra Pettinari. Esce anche Nigas, rientra Giorgio Cecchini. Riparte la Sici con Santini. 60-45, 9:50 da giocare nella ripresa. Verrigni, Aureli. Ancora Sirena. Stoppato al momento della conclusione da Arrigoni, c'è rimessa per la Sici Roseto. Aureli, Santini, ancora Santini che prova la penetrazione. Santini, tiro corto, poi riconquista Aureli che avvala alla realizzazione da 2 punti. Diego Arrigoni in palleggio. 60-47, sempre un vantaggio accettabile per la Mare Pronto. Zorzi,
corto il tiro, riconquista ancora Pettinari. Santini per Sirena, fallo di piede di Arrigoni, c'è rimessa ancora per la Sigi Roseto. Santini per Aureli, ancora Santini. Sirena in sospensione, tiro sbagliato, riconquistato ancora dalla Sigi Roseto, c'è lotta furibonda, riconquistano ancora gli abruzzesi, il rimbalzo e ancora Santini, Verrigni riconquista ottimamente Bonazzi per Arrigoni, ancora Bonazzi e c'è la grande conclusione. (62-47), 8:30 da giocare nella ripresa. Santini, Marco, ancora 8 minuti di sofferenza. Comunque, nonostante il recupero da Sigi Roseto, mi sembra che la Mare Pronto stia controllando. Sì, Roseto si è dimostrato un po' pericoloso 5 minuti fa circa, con i suoi contropiedi che riuscivamo a controllare poco. Però adesso la San Basket si è ripresa e sta conducendo bene l'incontro. Ancora Arrigoni in palleggio, 62-47, 8 da giocare nella ripresa. Cecchini, Zorzi, 64-47, ancora una determinata Mare Pronto San Basket. C'è il time out chiesto ancora una volta da Giovanni Rubino. Facciamo una brevissima carrellata ancora con i nostri amici che stanno qui con noi ad assistere. Qui Vittorio Bellagamba. Ma la Mare Pronto sta controllando molto bene la partita, non si lascia mai sorprendere dall'avversario, anche se qualche minuto fa ha avuto un po' di affanno per il riscatto del Roseto, che rimane comunque una buona squadra. Comunque dopo si è prontamente ripresa e adesso continua a macinare gioco e punti. Detto, questi 16 punti di vantaggio circa sono sufficienti per contenere fino alla fine in questi 7 minuti? Ma del basket tutto è possibile, però 16 punti, 7 minuti dovrebbe essere un margine sufficiente. Poi, visto come sta giocando la Mare Pronto oggi, penso dovrebbe essere il problema. Ho detto anche prima, una grande difesa, un grande Paleari, 4 stoppate, penso che sia il massimo per vedere. È rientrato sul parquet anche l'uomo di colore Jordan, l'altro play, quindi 2 play in campo, Jordan e Santini. Forse mister Rubino cerca le giocate dalla grande distanza. C'è il fallo di Jordan che si lascia sfuggire il pallone, riparte velocissima ancora una volta la Mare Pronto, sempre 64-47, 7 minuti circa da giocare in questo secondo tempo. Bonazzi, Cecchini, Paleari in sospensione, riconquista il rimbalzo Battistoni, riparte Santini, Aureli, Jordan, Battistoni, ancora Jordan, Santini al tiro da 3, assegno Santini, 3 su 3 per lui e c'è il fallo fischiato a Jordan, secondo fallo personale del play rosetano. 64-50. Cecchini, che sbaglia il passaggio per Bonazzi e c'è il fallo di Cecchini sulla conclusione di Battistoni. Secondo fallo personale di Giorgio Cecchini, reduce dalla trasferta di Teramo, Mimo Minuto che non ha visto tutto l'incontro. Comunque quello che stai vedendo, che te ne sembra questa sera la Mare Pronto? È una Mare Pronto che, almeno da quello che ho visto, io sono arrivato al secondo tempo, ha sofferto un attimino qualche momento fa, 5 minuti fa, ma poi con la grinta degli uomini più esperti sta tenendo in pugno la gara. Ancora il rimbalzo riconquistato da Battistoni e poi c'è l'ultimo tocco di Arrigoni
sulla pressione costante di Aureli. Risultato di 64-51, sempre 13 lunghezze di vantaggio per la Mare Pronto. C'è da soffrire in questi 6 minuti il recupero della Sigi Roseto. Pettinari, Jordan dalla grande distanza, tiro corto riconquistato da Zorzi. Arrigoni, ancora Jordan al fallo, terzo fallo personale del play. Jordan, e va ad appostarsi in lunetta Diego Arrigoni. Marco, abbiamo visto questo cambio di Rubino che ha messo i due play in campo, Santini e Jordan più che altro a controllare le giocate di Arrigoni. Sì, si sono messi, hanno fatto una difesa tattica mettendosi a triangolo e viene marcato Arrigoni, è uno degli uomini marcati a uomo, mentre altre 3 persone nostre sono a zona. Arrigoni si sta conquistando molti falli da parte di Jordan, però in attacco nelle giocate lunghe troviamo un po' di difficoltà a contrastare questa difesa. 66-51 dopo i 2 tiri liberi realizzati da Arrigoni, 6 minuti ancora da giocare. Aureli, Battistoni, Jordan, Santini, Pettinari alla conclusione, ancora rimbalzo riconquistato dal grande Bovo Paleari. C'è la grande giocata su Bonazzi, c'è l'ultimo tocco della Sigi Roseto, c'è rimessa per la Mare Pronto. 5,50 da giocare, 15 punti di vantaggio, 66-51. Cecchini, Bonazzi, sbagliato il passaggio di Bonazzi, riparte la Sigi Roseto con Santini. Jordan, Santini in penetrazione, fallo di piede di Paleari, rimessa per la Sigi Roseto. Richiamato Pettinari, entra Battista. Jordan, Aureli, Jordan, Santini, Zorzi pescato al fallo su Aureli e c'è il quarto fallo di Enrico Zorzi. Situazione falli che si fa un po' preoccupante per la Mare Pronto. Battistone dalla grande distanza, a segno. Primo tiro dalla grande distanza di Battistoni che riporta lo svantaggio sulle 12 lunghezze, 66-54. 5 minuti scarsi da giocare. Paleari, Bonazzi, e c'è il fallo, primo fallo di Battista. Il lunetto è pronto Bonazzi, assegno il primo. Sbagliato il secondo, non ha una buona percentuale sui tiri liberi quest'oggi Ottavio Bonazzi. Santini alla conclusione, Battistoni, Jordan, 67-54. Aureli, Battistoni al tiro da 3 e c'è anche fortuna per la Sigi Roseto. 67-57. 4,40 da giocare con 10 punti di vantaggio per la Mare Pronto San Basket. Diego Arrigoni, Bonazzi, Paleari, Bonazzi, Arrigoni, Cecchini al recupero intelligente, riconquista Jordan, Battistoni e c'è il fallo di Bonazzi, quarto fallo personale di Ottavio Bonazzi. C'è da tenere la partita un po' in pugno, c'è Enzo Romano che richiama per il time out i suoi. 67-57,
4 minuti fondamentali, Marco, 10 punti di vantaggio e che onestamente tengono un po' tutto il Palasport col fiato sospeso. 10 punti sono pochissimi nel basket a 4 minuti dal termine. Comunque si è notata la differenza tra il primo e il secondo tempo. Nel secondo tempo il Roseto, da grande squadra com'è, ha cercato di riprendere in mano la partita e ci sta riuscendo. Comunque i nostri si impegneranno al massimo e cercheranno di concludere al meglio la partita. Ecco, ho visto qualche indecisione sui rimbalzi da parte della Mare Pronto, Marco. E questo l'ho visto anch'io fin dal primo tempo. In questa partita è stato un nostro punto debole e abbiamo in effetti lasciato troppi rimbalzi a Roseto, sia in attacco che in difesa. Pronto in lunetta Battistoni per i 2 tiri liberi. Battistoni a segno il primo, a segno anche il secondo, 8° punto personale di Battistoni. Cecchini in palleggio, 8 punti di vantaggio per la Mare Pronto. C'è il fallo di Battista, secondo fallo personale su Zorzi. Pronto in lunetta Enrico Zorzi, ancora 4 minuti da giocare nella ripresa. In lunetta Zorzi, 67-59. A segno il primo, 68-59. Tornato 10 lunghezze, il vantaggio della Mare Pronto. 3,50 da giocare, Jordan in palleggio. Battistoni dalla grande distanza, a segno Battistoni. 7 punti di vantaggio della Mare Pronto, si infiamma e c'è ancora il fallo di Jordan. Quarto fallo personale di Jordan. (69 a 62), 7 lunghezze di vantaggio per la Mare Pronto. 3,30 da giocare in lunetta Cecchini. A segno il primo. A segno anche il secondo. 71 a 62. 9 punti di vantaggio per la Mare Pronto. Jordan, Santini, bisogna stare attenti ai tiri da 3. Santini e a canestro Battista. Arrigoni, 71 a 64. 3 da giocare. Cecchini, Zorzi. C'è il grande recupero della Sigi Roseto. Bonazzi, Zorzi, e c'è anche sfortuna nella conclusione di Enrico Zorzi. Fallo di Battista, terzo fallo. In lunetta Zorzi, a segno il primo. A segno anche il secondo. Ottima la percentuale di tiri liberi di Enrico Zorzi, 73 a 64, sempre 9 lunghezze di vantaggio per la formazione a San Benedettese. E c'è il rimbalzo riconquistato alla Mare Pronto.
con l'uscita del pallone per la rimessa in favore della Mare Pronto. Arrigoni, 2:40 da giocare, 73-64. Arrigoni per Bonazzi che viene ostacolato da Aureli, riparte Santini. Battistoni al tiro da 3, ancora Battistoni. Fondamentale Battistoni in queste conclusioni dalla distanza. C'è infrazione fischiata alla Mare Pronto. 73-67, 2 minuti da giocare. Sigi Roseto al grande recupero. Santini, Aureli, riconquista il rimbalzo, fallo di Bonazzi. Quinto fallo di Bonazzi. Dopo l'uscita di Palermo esce Bonazzi per la Mare Pronto. Rientra Gianni Nigas. 2 minuti da giocare, 5 lunghezze di vantaggio per la Mare Pronto, per questo grande recupero della Sigi Roseto. Fondamentale nei tiri da 3 Battistoni, 4 su 4. Dalla lunetta è pronto Battista, sbagliato il primo. A segno il secondo. 73-68. Cecchini in palleggio, 1:50 da giocare. Ci vuole saldezza di nervi. Arrigoni, Paleari, Zorzi alla conclusione. 75-68, torna a 7 lunghezze di vantaggio per la Mare Pronto. 1:30 da giocare. C'è il fallo di sfondamento fischiato a Battista. Quarto fallo di Battista. Importante, fondamentale, Marco, questa giocata di Battista. Sì, è stato determinante nei tiri da 3 e ci ha messo un po' in difficoltà, però i nostri stanno reggendo bene anche di nervi sotto la grande pressione psicologica che sta facendo il pubblico del Roseto. Gianni Nigas, Arrigoni, Nigas, Arrigoni, Zorzi, Cecchini, ancora Cecchini e c'è il fallo di Battistoni. Quinto fallo, esce l'uomo più pericoloso in questa parte finale dell'incontro, Battistoni. Rientra sul parquet Verrigni. 1 minuto e 4 secondi da giocare per concludere l'incontro sul risultato di 75-68 in favore della Mare Pronto. Un po' beccata la coppia arbitrale da parte della tifoseria abruzzese. Dicevamo 1 minuto e 4 secondi da giocare con il risultato di 75-68 in favore della Mare Pronto. Vittorio, a questo punto penso che non ci sia nient'altro da fare per la formazione abruzzese. È uscito l'uomo più pericoloso, Battistoni. Ma come ha detto anche Betto prima, nel basket non si può mai dire niente fino a quando non c'è la sirena finale. Comunque la Mare Pronto sta controllando ancora bene questa partita, riesce a rimanere lucida anche nei momenti più difficili e questo è molto importante. Pronto in lunetta Giorgio Cecchini per i 2 tiri liberi. A segno il primo. 76-68. A segno anche il secondo. 77-68, tornato a 9 le lunghezze di vantaggio per la Mare Pronto. Santini al tiro da 3, sbagliato, riconquista Bovo Paleari e c'è rimessa per la Mare Pronto. 50 secondi da giocare per un Palasport
in trepidazione per questo finale incandescente dell'incontro. Cecchini, ancora Cecchini. A questo punto penso che c'è il fallo di Verrigni, primo fallo personale della guardia abruzzese. 40 secondi alla conclusione. È pronto ancora il lunetta Giorgio Cecchini, che questa sera qui al Palasport onestamente ha fatto la differenza. Ancora Cecchini, ancora Cecchini, 79-68, tornato a 11 i punti di vantaggio della Mare Pronto. Sirena al tiro dalla grande distanza, a segno 79-70. Nigas, e c'è la grande realizzazione ancora di Gianni Nigas. 81-71. Verrigni, 15 secondi da giocare, fallo personale di Sirena, primo fallo. Esce insoddisfatto il tifo abruzzese mentre cresce quello della formazione rossoblù. 81-73. Ancora Cecchini, il lunetta, ancora Cecchini. 83-73, 10 secondi da giocare. Santini sbaglia, riconquista Gianni Nigas e c'è infrazione fischiata a Gianni Nigas. Incontro finito, 5 secondi. Santini che sbaglia, 2 secondi. 83-73. Ancora una grande dimostrazione della Mare Pronto San Basket. Zorzi, Bobo Paleari, e c'è anche la grande conclusione sul fischio finale di Bobo Paleari. Rimane il risultato di 83-73, con tutto il Palasport in piedi ad applaudire questa grande prestazione della Mare Pronto San Basket di fronte a una formazione di rango ed esperta come la Sigi Roseto. Amici sportivi, grazie per l'ascolto e Carlo Di Giovanni, coadiuvato da Secondo Capriotti, vi auguro la buonasera dal Palasport Bernardo Spega.